La storia siamo noi è il contest ideato e promosso da Fondazione Pordenone Legge, Istituto Flora e Area Giovani CRO con la collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia ed è dedicato a tutte le studentesse e agli studenti delle scuole superiori d'Italia. Alla generazione lockdown, quella che per molti mesi è vissuta a distanza, lontano dalle aule scolastiche, dai compagni, quella che ha attraversato la pandemia con coraggio e responsabilità, a quei ragazzi chiediamo di provare ad anticipare come questo tempo così complesso potrà essere raccontato sui libri di storia domani. Chiediamo loro un testo breve, 1800 battute al massimo, in cui raccontino la pandemia da Covid-19 per un manuale scolastico. Un'immagine tradotta in parole, un guizzo della mente che però renda come questa storia sia vissuta sulla propria pelle, lasciando una traccia, lasciando un'incisione. Un'immagine che pur partendo da una suggestione individuale sia in grado di uscire dalla prima persona per diventare narrazione collettiva e collocata in un passato ormai concluso. C'è tempo fino al 15 giugno per inviare i testi attraverso il proprio insegnante, compilando il form sul sito www.pordenonelegge.it, dove è possibile trovare anche tutti i dettagli e le informazioni e i primi testi pervenuti e già pubblicati, perché i lavori selezionati vengono infatti pubblicati sul sito del festival e una scelta dei testi sarà poi raccolta in un ebook che verrà presentato alla 22esima edizione di Pordenone Legge dal 15 al 19 settembre. E proprio per guidare nella composizione del testo i ragazzi con il distacco che si deve a un accadimento storico da tramandare, ma anche con la partecipazione legata a un evento che ha cambiato completamente le vite di tutti noi e che è diventato una narrazione di tutti, appunto, abbiamo pensato di affiancare una tutor d'eccezione, un ospite d'onore del contest, la scrittrice Esther Armanino, che saluto e che ringrazio moltissimo per essere qui con noi oggi. Benvenuta Esther, grazie davvero. Ciao Valentina, grazie a tutti. Qui. Ciao. Esther Armanino è architetto, esercita proprio la professione di architetto, è anche insegnante, tiene laboratori di scrittura creativa, collabora con alcuni quotidiani molto importanti come La Stampa, Il Secolo XIX, e ha pubblicato il suo primo romanzo, Storia naturale di una famiglia, a soli 26 anni. Ed è stata subito una rivelazione con quel libro che oltre ad avere un grande successo tra i lettori ha ricevuto molti riconoscimenti prestigiosi. Nel 2016 è uscito il suo secondo romanzo, L'Arca, anche questo amatissimo dai lettori, e qualche anno dopo per Salani ha pubblicato un bellissimo libro per i ragazzi, Una balena va in montagna. Da poco più di un mese è in libreria, sempre per Einaudi, il suo ultimo romanzo stupendo, qui non so se si vede, se si riesce a inquadrare, Contare le sedie, che assolutamente consiglio con tutto il cuore. Esther Armanino è una giovane autrice di grande talento letterario, ma anche di rara sensibilità, capace nella scrittura di dare valore a quanto ci circonda, anche alle cose più piccole delle nostre vite, di metterlo in relazione e in dialogo con gli altri. Ed è questa empatia rara che a mio avviso anche i ragazzi riconoscono subito e per questo è molto amata anche dai giovani lettori. E poi Esther Armanino è un architetto, l'ho detto poco fa, e quindi sa mescolare, mettere insieme un'immaginazione straordinaria e anche poetica con la sua vocazione alle cose solide, no? Alla costruzione e alla bellezza. Costruisce quindi case e costruisce storie, e con mattoni, parole, pensieri, in qualche modo io la vedo come una costruttrice di futuro, e di futuro di questi tempi ne abbiamo davvero tanto bisogno, e anche per questo l'abbiamo invitata per questo nostro progetto. E quindi a una costruttrice di futuro vorrei chiedere quanto è importante testimoniare questo tempo ferito e quanto è importante che i ragazzi lo possano raccontare anche con il distacco dello sguardo storico. Grazie Valentina per queste belle parole che parlano di me, e sono molto contenta di partecipare a questo progetto che, come ti ho già detto, trovo che sia molto importante.
E abbiamo parlato di futuro e il futuro si fa nel presente. Il presente è una cosa importantissima, è difficile starci, è difficile starci. Nella mia professione di architetto, a volte, che è tutta volta a progettare, sento un po' questa fretta di vedere il presente e già guardare al futuro, e la scrittura invece è qualcosa che ti tiene nel presente. Ed è importante avere la percezione di questa dimensione, non negarla alla rincorsa di un futuro, ma sapere che è il presente che un pezzettino alla volta compone il futuro. E quindi questo distacco nello sguardo sulla storia che i ragazzi nel raccontare, nello scrivere questa pagina di un ipotetico libro del futuro, più che un distacco è come avere il presentimento di una consapevolezza acquisita, no? E su che cosa? Sul fatto che la storia siamo noi, la storia con la S maiuscola in realtà non esiste. Non esiste senza la nostra storia individuale. A volte le nostre storie individuali ci sembrano piccole, per certi versi quasi insignificanti, ma in realtà noi siamo parte attiva di questo sistema che chiamiamo storia, no? È solo la somma di tutte le nostre storie particolari al potere di fare la storia. E nel bene e nel male. I libri di storia approfondiscono molto questo male. A volte insegno storia dell'arte e dico sempre, la storia dell'arte è il bene, no? Mentre la storia che si legge spesso ha a che fare con guerre e tutto il resto. Io penso che sia questa un'occasione di grande riflessione che viene data ai ragazzi per appunto cercare di avere questa consapevolezza, o immaginare di averla, della parte che fa funzionare il tutto, e che così come le parti organizzate verso il male fanno il male, la guerra, l'ignoranza, no? Noi forse abbiamo quel potere di essere una parte di bene che organizza e fa il bene. E quindi questo sguardo attraverso la scrittura, questo sguardo storico, no? Di cui che possiamo attribuirci o provare a indossare, è proprio quello che ci aiuta a vedere anche il bene nel nostro presente. Quindi penso che sia una cosa molto, molto bella, un progetto molto bello per i ragazzi e le ragazze, sì, sì. Ma come te la immagineresti? Come la scriveresti tu questa pagina di un manuale scolastico del futuro? Io allora ho fatto un po' di riflessioni e ho preso spunto per immaginare questa pagina da un librone che io consiglio, no? Soprattutto agli insegnanti, anche ai ragazzi, ma penso che sia qualcosa che possa essere molto utile agli insegnanti. La storia del mondo in 100 oggetti, scritto da Neil MacGregor, che è il direttore del British Museum. Ed è un manuale di storia a tutti gli effetti, fatto però attraverso questa catalogazione di oggetti, quindi piccole cose, piccole parti che hanno a che vedere con la storia grande. Quindi si va dalla statuetta degli amanti abbracciati del 9000 a.C. al penny sfregiato dalle suffragette fino alla carta di credito araba, no? Quindi copriamo tutto un gran... Ed è molto interessante perché raccontare quasi questi oggetti come se fossero nella teca del museo, in effetti sono oggetti del museo, del British, con questa lingua didascalica, in realtà attraverso queste didascalie estese noi raccontiamo la nostra storia, la storia dell'uomo. Quindi per la storia siamo noi, questo vostro progetto, io ho immaginato che la mia pagina da inserire in questo catalogo degli oggetti avrebbe a che vedere con la mascherina. Quindi una sorta di storia, di didascalia di questo oggetto da museo che è la mascherina, che perché per me, come lo racconterei io? Perché poi sarebbe anche raccontare ovviamente questo tempo. La storia di come un dispositivo di protezione sanitario, individuale, chirurgico, che era soprattutto appannaggio del mondo medico, quindi lo usavano chi praticava un intervento di chirurgia, oppure in rari casi vedevamo la mascherina al di fuori di un ospedale, sia uscito dall'ospedale e sia diventato una sorta di parte del nostro abbigliamento. E descrivere questo oggetto con uno sguardo storico
diciamo, è descrivere prima un mondo in cui la malattia, il virus, era confinato negli ospedali assieme a chi? Assieme alle persone, logicamente, no? Quindi assieme ai malati che rimangono dentro. E poi cosa è successo, no? Un'epidemia, questa epidemia ci ha costretti a convivere con la malattia e quindi tutta la società, tutti noi siamo diventati potenzialmente malati, indossando questa mascherina. Nei momenti peggiori addirittura ci siamo confinati in casa. E questa autoreclusione ha svuotato i luoghi pubblici, ha svuotato le strade, le città, i luoghi della socialità, che sono rimasti quindi vuoti, svuotati da noi, sani. E ecco, quindi la mia visione storica, ipotetica, potrebbe mettere in luce questo grande cambiamento, questo ribaltamento, che è stato critico, effettivamente è critico. Ma quando abbiamo dovuto un po' infrangere questo confine tra il sano e il malato, no? Prima era quasi surreale l'idea che i malati andassero confinati in un ospedale. Adesso, con questa abitudine a vivere insieme, no? Penso che sia una cosa positiva. Quindi, superato un momento di crisi iniziale, questo prima era sano, adesso tutto è potenzialmente infetto, dovremmo forse imparare a convivere in una società più in continuità, una prossimità anche con le persone che hanno una malattia. E quindi immagino appunto questa mascherina come un evento che, nonostante sia qualcosa che abbiamo subito, che subiamo, possa portare a una nuova consapevolezza di cosa è una società aperta, e quindi l'ospedale non più come un luogo, un'isola, ma insomma la vita stessa deve essere vissuta come forse un ospedale in cui ci curiamo a vicenda, no? Era anche il tema del mio secondo romanzo, in cui la cura, tutti possiamo curarci l'un l'altro. E da questo parte la guarigione, anche la guarigione di cui abbiamo bisogno adesso come società. Ecco, Sì, forse prendendoci... No, è assolutamente perfetto quello che dici per quello che è anche il messaggio, il contenuto del nostro contest, ma poi quest'idea di condividere, no? E di prenderci cura degli altri, quindi prenderci cura di noi stessi. Questo è un aspetto che speriamo proprio possa rimanere come positivo di questo tempo. Sì, Ester, grazie infinite per il tuo contributo, per i tuoi spunti, per tutto quello che ci hai detto e davvero grazie di cuore. Un saluto a tutti gli amici di Pordenone, non vedo l'ora di ritrovarvi, ho una matita gialla in vostro onore. Grazie mille, a prestissimo Ester. Io ricordo che tutte le informazioni sul contest La storia siamo noi si possono trovare nel sito www.pordenonelegge.it. Grazie.